Cari amici di Toscana Sprint, ci troviamo presso la pista a Donorati con il comune di Castagneto Carducci per il trofeo Città di Donoratico organizzata dall'Unione Ciclistica Donoratico del presidente Stefano Callaioli, che ovviamente è una pista che è stata praticamente voluta fortemente proprio dalla società della provincia di Livorno, del territorio, per allenare i bambini. Sappiamo questo tema importante, la sicurezza, avere un impianto da poter sfruttare per permettere ai vari bambini di poter praticare questo sport e la società dell'Unione Ciclistica Donoratico ha voluto fortemente costruire questa pista, una pista tra l'altro molto bella perché oltre ad avere delle curve anche interessanti e a saper guidare anche bene la bici, è un percorso che va praticamente ad alzarsi da una parte e a scendere magari in discesa verso il finale quando si va verso l'arrivo. Quello che state vedendo sono i vari gazebi delle formazioni, 160 i bambini che prenderanno il via, quindi un grande numero di bambini che sfilerà davanti alla nostra telecamera e che vi faremo vedere in tondo. E tutte abbiamo visto, questa abbiamo visto prima la Mille Luci, questa Pian di Mombio, l'Unione Cilistica Empolese, la Una Bici per Tutti, la Pedale Toscano Ponticino, l'Olimpia Valdarnese, veramente tutte le formazioni, l'Aquila di Ponte Ema, tutte veramente le formazioni, compresa anche quella del Coltano Group. Insomma, cerchiamo di elencare quelle che sono le varie formazioni che prenderanno al via, però possiamo dire tutte le società toscane del territorio. Il bellissimo momento del pre-gara, proprio di aggregazione, il sorriso dei bambini, la cosa sicuramente più bella. Questo è il Velo Club Carrara 1961, formazione della provincia di Massa Carrara. Questa, come potete vedere, questa la scuola ciclismo strada e mountain bike è quello che viene affisso praticamente all'entrata della pista, una pista come detto voluta fortemente, un grande impegno quindi della società del territorio che ha voluto essere vicino questi vari sponsor anche della manifestazione, a cui sicuramente va il ringraziamento per la riuscita non solo ovviamente di questa manifestazione, ma anche per permettere alla società proprio organizzatrice, l'Unione Ciclistica Donoratico, il poter partecipare, di fare anche attività, perché senza gli sponsor non si farebbe assolutamente niente. E ovviamente ringraziamento anche al comune. Presente era l'assessore Silvia Vuselli del comune assessore allo sport del comune di Castagneto Caduci. Tra l'altro dobbiamo dire lei è ex atleta perché è una ex calciatrice professionista. Intanto vediamo la partenza per quello che riguarda la categoria G0, che percorre praticamente un giro. Ricordiamo che i giri praticamente misura 600 metri su per giù, come potete vedere bellissimo, è anche molto bella perché come potete vedere alcuni anche olivi molto caratteristici. Intanto vediamo l'arrivo. Ricordiamo che per la G0 non c'è classifica, sono promozione ciclismo, quindi non c'è classifica. Tutti vengono premiati con la medaglietta. Questa è una piccola cosa che viene fatta da tutte le società che organizzano gare per la categoria giovanissima. E guardate la cosa anche bella, no? Chi corre con la bicicletta già da ciclismo su strada, sia chi corre con le mountain bike, e piano piano stanno concludendo tutti la loro prova. Qui veramente il caldo si fa sicuramente sentire, però non sono voluti mancare le società e anche i bambini. E qui vediamo nel dettaglio la categoria G1 già schierata. Abbiamo visto una nuova maglia che è nata praticamente da poco, ovvero quella della Michele Bartoli Academy. Presente Michele Bartoli, la Michele Bartoli Academy che è appena nata da qualche tempo, è stato dato l'annuncio, era già stata fatta nella categoria del ciclocross, è uscita fuori anche per quello che riguarda invece la categoria nella strada. E quindi diciamo l'idea della formazione di Michele Bartoli è quella di far crescere dai giovanissimi, poi salire sempre di più e chissà magari portarli fino alla categoria, chi lo sa, juniores, però partendo sempre dai più piccoli, quindi fare veramente un'accademia, un qualcosa di secondo me molto bello, un campione. Intanto 3 giri da percorrere per questa categoria, un quartetto che si è già portato in avanti. Chiudeva Cristian Capponi della Donoratico, davanti era Ettore Bartoli della Michele Bartoli Academy. Ettore Bartoli che è nipote, è lo zio, come dicevamo, è Michele Bartoli. Davanti anche Andrea Bonelli del Team Bike Ballero,
e Manuel Bolognesi dell'Aquila. Mentre stanno passando tutti, è passata anche l'atleta al femminile Diana Da Prato, la bambina della Polisportiva Milelucci Ciclismo, mentre sta passando anche Gabriele Spini della Empolese, mentre passa in questo momento Leo Pucci del Velo Club Carrara 1961. E adesso un po' più attardato Bolognesi, Capone, Bonelli e Bartoli davanti. Vedremo poi anche questo finale. C'è il suono della campana con Capone della Donoratico che si va praticamente a prendere la vittoria. Ed eccolo qui, quindi vittoria per Cristian Capone della Donoratico. Seconda posizione volata, vinta da Andrea Bonelli del Team Bike Baller su Ettore Bartoli da Michele Bartoli Academy. Poi quarto posto volata vinta da Manuel Bolognesi dell'Aquila davanti a Filippo Maraccini della Polisportiva Milelucci Ciclismo. Sta arrivando poi Edoardo Peri dell'Olimpia Valdarnese. È arrivato ora Jacek Breidak della Itala Ciclismo 1907. Arriva ora la vincitrice della compagine femminile, Diana Da Prato della Polisportiva Milelucci Ciclismo. Abbiamo visto Stefano Callaioli, il presidente. Poi in ottava posizione è arrivato Federico Busisi del Team Bike Ballero, nono Federico Capanni dell'Empolese, decimo Mattia Chicca della Pian di Mommio Speedy Bike. Siamo già con lo schieramento della categoria G2, 5 giri da percorrere, è veramente una cosa bella il sorriso, lo dicevamo prima. Abbiamo prima elogiato Michele Bartoli che con questo nuovo progetto cerca di ripagare ciò che il ciclismo ha dato a lui, grande campione che ha vinto tantissimo. Vediamo anche Mauro Lissi, sempre attivo ormai da qualche anno, da quando è rientrato in società. Lui papà di Diego Ulissi, vicepresidente della società della Donoratico e come detto papà di Diego Ulissi, soprattutto l'impegno con cui Mauro è tornato all'interno del ciclismo giovanile, grande veramente impegno per questi ragazzi, grande passione, ci vogliono persone anche così nel ciclismo. E tra l'altro Diego Ulissi ha mosso i primi passi proprio nella Donoratico, poi è passata all'Empolese, Birindelli, poi è passata alla Vangi dove si è consacrato con 2 mondiali e adesso da poco ha indossato anche la maglia rosa al Giro d'Italia, la vittoria del Giro dell'Appennino che è qualcosa sicuramente in più, 16ª stagione consecutiva con una vittoria almeno, quindi una grande successo anche per lui. Intanto abbiamo visto 5 giri che hanno preso, vediamo che davanti c'erano 2 maglie, quella una bici per tutti che era quella di Brando Caleca. Intanto gruppo molto molto folto come possiamo anche vedere nel dettaglio. Anche una compagine femminile molto più folta in questa categoria, erano 4 le ragazzine dei giovanissimi del secondo anno. Vediamo caldo veramente che si fa sentire, inizia l'ultimo giro in questo momento con un gruppo abbastanza folto come possiamo vedere, gruppo abbastanza folto. Vediamo, era Francesco Peri che stava facendo l'andatura dell'Olimpia Valdarnese. Vediamo anche il suono della campana, stanno passando tutti con Serni che stava suonando la campana. Eccola la volata tra Esteban Palumbo e Brando Caleca, sembra essere il corridore della bici per tutti ed è Brando Caleca della Una Bici per Tutti, Team Pietro De Angeli davanti a Esteban Palumbo. Vittoria veramente nel finale della Coltano Group, secondo, terzo Francesco Peri dell'Olimpia Valdarnese, quarto Brando Caleca, quarto Caio Valerio Baldo della Donoratico e quinto Matteo Picariello del Team Valdignevole. Stanno arrivando anche gli altri bambini, mentre a vincere gli 2 femminili è stata Isabella Spinelli della Itala Ciclismo 1907 davanti a Azzurra Rossi della Pian di Mommio Speedy Bike, Gaia Nencioni della Coltano Gruppo e Costruzione in terza posizione, quarta Marta Buzzatto della Monte Carlo Ciclismo. La Itala, un discorso che vorrei fermarmi sulla Itala Ciclismo, una società che una delle più storiche del territorio intanto toscano, che soprattutto ha fatto un grande lavoro durante la fiera di Scandicci che si è tenuta, aveva fatto uno stand e era riuscita a far girare tantissimi bambini con il gioco ciclismo e molti poi si sono avviati a segnarsi proprio alla società fiorentina. Questo è per dire che probabilmente ci vorrebbe anche di entrare proprio anche nelle fiere di paese, come si dice tante volte, loro lo hanno fatto con grande impegno. Intanto 7 giri saranno per quello che riguarda la categoria G3, che sarà sempre mista, mentre invece solo nelle ultime 2 categorie G5 e G6 vedremo la divisione con l'accoppiata G5 femminile e G6 femminile. Pronti, partenza, via. Roberto Villani che ha fischiato per il via di questa categoria. Abbiamo prima ricordato il ringraziamento chiaramente da parte della società a tutti gli sponsor che abbiamo visto anche prima, affibbiati tutti, ringraziamento agli sponsor, ringraziamento all'amministrazione comunale. Era presente anche il presidente Freschi
presidente del comitato provinciale livornese, che ha preso il posto. Comunque era presente anche Davide Venanzoni, ex presidente del comitato provinciale livornese, che è sempre presente, non ha mai mancato veramente una volta di far sentire la sua vicinanza alle società del territorio, nonostante ovviamente non sia più presidente del comitato provinciale. Vediamo nella G3, vediamo che stanno susseguendo vari maglie sulla testa, un gruppo abbastanza folto, anche qui le femmine erano 3, come detto era molto caldo, 5 giri alla conclusione, quindi avevano percorso per ora 2 giri. Adesso c'è un po' di studio, come possiamo vedere si stanno studiando, vediamo che in questo momento c'è uno scatto, una sollecitazione dell'andatura, ed eccolo è Francesco Berton del team Val di Nievole, che al suono della campana prova a fare l'andatura, prova ad andarsene Francesco Berton, seguito dal duo della Empolese, ovvero Francese Capitoni, ed eccolo che c'è stata un po' di selezione, passano via via anche tutti gli altri al passaggio. Berton che aveva provato l'attacco, quindi prova a portare l'attacco nel momento decisivo. Pubblico che non manca, è anche bellissime le gare di giovanissimi, ed eccolo l'arrivo vittorioso di Francesco Berton del team Val di Nievole. Si è mosso nel finale, bravissimo, nel momento giusto si è mosso. Secondo Diego Corradi del Velo Club Carrara 1961, Carlo Raffaella, poi terzo Marco Francese dell'Empolese davanti al compagno di squadra Davide Capitoni, tutte e due della società del presidente Chiti, poi quinto Matteo Matteucci davanti al compagno di squadra Diego Mini, tutte e due della Monte Carlo Ciclismo, società che è guidata, qui era guidata da Fabrizio Nesi, che è anche, oltre ad essere direttore sportivo, è anche vicepresidente della società, che adesso è presieduta da Fabrizio Pollastrini, e che recentemente ha organizzato i campionati regionali toscani. Vediamo Mauro Lissi con una delle figlie di Diego, la più grande che vediamo, ricordiamo Diego ha 3 figlie, quella la più grande, sappiamo Diego è originario di qui, di Donoratico, ma abita in Svizzera da tantissimi anni ormai. Per la G3 femminile la vittoria di Emilia Cristina Gaggioli dell'Empolese davanti a Giulia Maggiore della Vaiano Bike, e terza Viola Blandini della Itala Ciclismo 1907. Siamo passati con le immagini, intanto presente è arrivato anche Giampiero Morosi, presidente della Mille Luci Ciclismo. G4, 10 giri da percorrere del tracciato di questa pista, ricordiamo 600 metri. Dicevo, è una bella festa questa qui, perché quando c'è i bambini è sempre una festa, soprattutto perché non si deve guardare i risultati, chi vince, chi arriva a secondo, ma deve essere proprio una festa totale, un divertimento. Poi è chiaro, l'agonismo c'è, si vince una coppa, però lo stare insieme dopo la gara, il divertirsi, il sapere, l'aggregazione. Lo sport è questo, no? Lo sport è aggregazione, soprattutto è questo, dovrebbe essere questo. Pronto a fischiare, Villani che ha fiscato in questo momento, quindi G4 maschile e femminile sarà l'ultima gara accorporata, perché poi dalla prossima passeremo alle divisioni. G5 e G6 femminili saranno insieme, poi G5 maschile e G6 maschile da sole. Questo perché è stato fatto. Intanto abbiamo visto che Serni faceva vedere il cartello numero 10. Vediamo anche, stiamo ancora continuando a vedere passare una delle categorie più folte. Eccolo, questo è un altro dettaglio, questa è l'ultima curva che immette sul rettilineo, come vedete è in leggera discesa, dall'altra parte dopo l'arrivo si sale, e per questo che la realizzazione di questi ambienti, cioè questo non è un ciclodromo, perché si è parlato tanto del ciclodromo Alfredo Martini di Ponte Bugianese, questa è una pista, ed è una pista che è stata voluta dalla società organizzatrice, dalla Donoratico, del presidente Callaioli. È un impegno che si sono voluti ovviamente in sinergia con gli enti locali, quindi con l'amministrazione comunale di Castagneto Carducci, per realizzare un posto, perché è importante per i bambini avere un posto dove allenarsi. Questa è la cosa di cui si parla sempre, è importantissimo avere un posto dove allenarsi, come nel calcio, e quindi loro si sono impegnati
e hanno cercato di fare questo, di dare a questi bambini e anche al ciclismo un posto dove dare sicurezza, perché qui sei proprio in sicurezza, sei una pista totalmente, quindi non serve per forza un ciclodromo e basta, ma basta anche una pista, un posto, l'impegno delle varie amministrazioni, come c'è stato l'impegno da parte dell'amministrazione comunale di Castagneto Carducci. Vediamo altri scatti in testa, ed è stato in questo momento Enzo Xie, l'atleta della Empolese, che sollecitava l'andatura in testa al gruppo che stiamo vedendo. Ringraziamento anche intanto stiamo vedendo il suono della campana con davanti ringraziamento oltre agli sponsor all'amministrazione comunale di Castagneto Carducci, al comitato provinciale e al comitato regionale della Federcilismo. Intanto siamo alla volata, vediamo qui le maglie, quelle della giovani ciclisti, i giovani ciclisti toscani, ed è Niccolò Biagio della giovani ciclisti toscani che vince davanti a Santiago Bicchi della Donoratico e a Tiago Pari della Costa Etrusca, quarto Brian Palumbo della Coltano Gruppo e Costruzione e quinto Enzo Xie dell'Empolese. Per la G4 femminile a trionfare Margherita Peri dell'Olimpia Valdarnese davanti a Emma Cristina Malcevski della Pedale Pietrasantino, terzo Matilde Bottai della Coltano Gruppo e Costruzione davanti alla compagna di scuola Margherita Nencioni, sempre Coltano Gruppo e Costruzione, e quinto Aurora Galeotti della Donoratico. Dicevamo del fatto del ringraziamento anche alla Lunigiana Corse, che ha portato ovviamente il palco, alcune transenne, lo striscione di arrivo come abbiamo visto, era presente Massimo Michelucci, con il fratello Fabrizio sono conosciutissimi. Qui nelle immagini vediamo anche la moglie la presidentessa della Michele Bartoli Academy, la moglie di Michele Bartoli, e lei è la presidente della società nata da poco della Michele Bartoli Academy. Dicevamo, adesso vedremo G5 femminile e G6 femminile accoppiate, erano una scelta numerica perché non erano tante le bambine, hanno deciso di accoppiare le due società per così non avere ovviamente mi sembra 9 e 11, quindi almeno per fare una categoria un po' più folta. Siamo alla terzultima partenza, eccole qui che sono partite per i loro giri, eccole qui che abbiamo visto passare. Lo vediamo, portello che indica 12 giri alla conclusione, ed è arrivato anche Diego Ulissi, il campione di Donoratico, proprio di zona, del campione della Astana dopo tanti anni alla UAE. Intanto vediamo che stava provando a venire via Matilde Mannelli con Greta Gorga, stava provando a rientrare anche Camilla Guerrieri della team, loro sono G6, c'è una corsa nella corsa perché dietro ovviamente vediamo le due maglie della Donoratico, quella di Carolina Moriconi e Giorgia Quiriconi, poi piano piano stanno passando anche le altre. Abbiamo visto passare anche Leonora Sattucci della formazione della Berti Mobili Benassi, formazione che il prossimo anno dovrebbe passare anche nella categoria esordienti, perché il gruppo della G6 maschile specialmente il prossimo anno dovrebbe essere portato, detto così, parlavamo col direttore sportivo e della società, e quindi dovrebbe ovviamente passare nel prossimo anno dalla categoria esordienti anche questa nuova società, quindi sul territorio massese avremo un'altra società nella categoria esordienti. Intanto vediamo proprio che il terzetto formato dalla Mannelli che sta facendo l'andatura sulla Guerrieri e la Gorga, intanto eccole qui che stanno prendendo ultimo giro per questa terzultima categoria, poi ci saranno le due maschili da vedere. Passano ora piano piano anche le altre atlete che stanno facendo ultimo giro. Vedremo anche chi si aggiudicherà la categoria del TG5. Intanto siamo sul rettilineo con Matilde Mannelli della Vaiano Bike. Matilde Mannelli della Vaiano Bike, eccola lei, ed è Matilde Mannelli che vince davanti a Greta Gorga della Bessi della Calenzano Donoratico e terza Camilla Guerrieri della Non ABC per tutti, team Pietro De Angeli. Questo ovviamente l'ordine d'arrivo. Poi quarta posizione, eccola qui, sta arrivando Noemi Cianti, quarta posizione, occhio perché le atlete dietro sono 2 G5 e quindi doppietta Donoratico con Carolina Moriconi e Giorgia Quiriconi della Donoratico prime e seconde, poi terza Elisabeth Cambecchian del pedale senese, terza, quarta Emma Lazzareschi della Coltano Gruppo e Costruzione e quinta Cristina Battini della Aquila di Ponte Ema, mentre quinta posizione nella G6 femminile è della Berti Mobili Benassi
e Leonore Santucci, eccolo qui. Intanto siamo giunti alla categoria G5 maschile, ricordiamo penultima, chiaramente c'è anche della sete perché chiaramente c'è il caldo, il sole si fa, veramente siamo oltre 38 e poi l'umidità che c'è è molto molto alta. Abbiamo visto che c'è un altro rappresentante, sono due per ora rappresentanti della Michele Bartoli Academy, tutti e due sono Bartoli perché uno è Ettore Bartoli, figlio di Mauro, l'altro è Cristian Bartoli, figlio di Claudio, cugino di Michele e di Mauro, quindi rimane tutto in famiglia. Per ora però il progetto della Michele Bartoli Academy è veramente molto interessante perché promette veramente di diventare tra uno dei più interessanti e probabilmente anche uno dei campioni del passato che sta cercando di ridare qualcosa. Questo manca perché molti fanno molte altre cose con squadre juniores, allievi. Intanto sono già partiti per quello della G5, 12 giri per loro. 12 giri anche per loro ed è Paoli della formazione della Monte Carlo Ciclismo che sta provando a fare l'andatura sin dai primi giri. Partiti veramente molto forte questa G5. Vedremo anche ancora ringraziamenti per quello che riguarda i vari sponsor della manifestazione che vediamo proprio qui e all'amministrazione comunale di Castagneto Carducci e la vediamo, prova ad andarsene in questo momento Damiano Borri, prova ad andarsene con Picariello e Milani del Team Valdinievole ed Elia Simi del pedale toscano Ponticino e sta provando. È il quartetto che sta provando ad avvantaggiarsi con Borri che stava provando ad avvantaggiarsi, è un atleta che già comunque è riuscito a rientrare il terzetto chiuso in questo momento da Simi del pedale toscano, con nel mezzo i due uomini con due ragazzi della Team Valdinievole, ovvero Picariello e Milani. Quindi si sta un po', adesso si guardano davanti, un po' si guardano, vedremo anche cosa. Eccoli qui di nuovo. Intanto rientrato anche Tommaso Colacino della Costa Etrusca e adesso ci prova Elia Simi, prova Simi a fare l'andatura per vedere di riuscire ad andare via, niente da fare ancora, mentre dietro insegue Cristian Bartoli che sta provando ad inseguire l'atleta della Michele Bartoli Academy. Ancora altri atleti al passaggio, ricordiamo è solo maschile questa gara, come quella dopo sarà solo maschile. Davanti c'è il suono della campana, in questo momento chiuso a Colacino. Erano quasi riusciti a rientrare Cristian Bartoli e il suo compagno di avventura, poi c'è stato ovviamente la sollecitazione dell'andatore di nuovo davanti e non ce l'hanno fatta questo due a rientrare. Siamo ormai vicini alla conclusione di questa gara, volata con Milani davanti, lancia la volata per primo, rimonta Borri che risale Borri, prova Simi dall'altra parte, Damiano Borri che vince davanti a Lorenzo Milani ed Elia Simi e poi Dario Picariello in quarta posizione del team Valdinievole e poi in quinta piazza Tommaso Colacino della Costa Etrusca e siamo giunti con l'ultima gara, quella della G6, a chiudere questa giornata, questo trofeo città di Donoratico. Questa gara che ovviamente, come abbiamo ricordato, il trofeo città di Donoratico che abbiamo visto, tanto eccoli qui schierati, la G6 tutta totalmente maschile, il bellissimo sorriso sempre dei vari bambini che stanno passando davanti a noi, quindi li aspettiamo anche per quello che sarà. Ed eccola la partenza, eccoli sono partiti in questo momento anche loro 16 giri da percorrere. 16 giri da percorrere. Eccoli qui, intanto vediamo, eccolo qui Massimo Michelucci che è uno che sappiamo, intanto sono le maglie della Donoratico davanti a fare l'andatura, che stanno provando a fare l'andatura. Stiamo aspettando ovviamente di vedere, piano piano stanno passando tutti e vediamo che il gruppo per ora si mantiene compatto. Il gruppo per ora si mantiene compatto, come abbiamo ricordato in precedenza.
eccoli che vediamo, ancora gruppo che con davanti anche le maglie della Berti, quelle della Donoratico che sono in blocco, però c'è un po' di studio in questo momento. Vedremo anche chi si aggiudicherà. Vediamo che c'è una accelerazione in questo momento da parte delle maglie della Donoratico. Suono della campana ed è sempre una maglia della Donoratico a fare l'andatura davanti. Vediamo quello che succederà. Lì dietro c'era il trenino della Berti, Mobili, Benassi pronti per vedere quello che sarà il finale di questa e per vedere anche chi si aggiudicherà le gare. Ed eccola la volata ed è tutto un tripudio della Berti, Mobili, Benassi, primo, secondo e terzo, vince Michelucci davanti a Cagnoli, poi terzo Berti, quarto Bartoli e quinto Lovisi. Bartoli dell'Aquila di Ponte Ema e Lovisi della Coltano Grube e Costruzioni. Per quello che riguarda le squadre ha vinto la Donoratico con 21 punti davanti alla Coltano Grube a 17 e la Vaiana a 14. Questi sono ovviamente gli ordini d'arrivi ancora totali, noi vi lasciamo alle interviste di questa giornata. Siamo con Michele Bartoli. Michele, da un po' di tempo sei rientrato in questo mondo dei più piccoli, da dove praticamente avete iniziato sia te che tuo fratello, con una nuova realtà che già avevate provato con il fuoristrada, col ciclocross, con tanta passione. Diciamo che ti sei messo al servizio veramente di questo mondo che tanto ti ha dato. Vabbè, è chiaro, dopo aver usufruito, no? Anche in modo bello, soddisfacente di questo ambiente, ora è giunto il momento di dare qualcosa anche ai ragazzini. Questa è una missione che ci siamo dati, no? Ma più che missione è un piacere, veramente. E stiamo costruendo questa Academy perché ancora ufficialmente non siamo partiti, anche se abbiamo già dei bambini che corrono. La stiamo costruendo, vogliamo andare avanti degli anni, abbiamo un progetto ben chiaro davanti a noi, inserire pian piano tutte le categorie giovanili, esordienti, allievi, junior, e questo è un lungo cammino, spero che sia, perché davvero siamo partiti con le idee chiare e speriamo di poter raggiungere tutti i nostri obiettivi. Visto che vi siete calati in questa nuova realtà delle giovanili, ti chiedo, si fa sempre più fatica, no, a fare i tesserati, si parla del problema della sicurezza, si parla che non abbiamo un Yannick Sinner come nel tennis. Te quale spiegazione, magari vedendo anche ora con questa nuova realtà dell'Academy, ti sei dato per questo problema? Ma io non conosco la federazione tennis assolutamente per niente, però credo che stiano facendo un buon lavoro perché Sinner, la Paolini, ma comunque abbiamo ora veramente tanti tennisti bravi e questo credo che sia merito anche di un movimento che funziona. Non lo so, noi in questo momento è vero che stiamo facendo fatica in Italia. Per quanto mi riguarda cerchiamo di dare un piccolo contributo, no? Per ricostruire un cammino con questi ragazzi che veramente io credo che ci sia un grande potenziale in Italia, ma probabilmente usato male, è brutto dire usare i ragazzini, i ragazzi più grandi, però ecco, mi viene questo termine qui. Comunque credo che con i giusti insegnamenti, con la giusta filosofia, con le giuste regole si possa tornare anche in breve tempo a far valere la nostra voce, no? L'abbiamo sempre fatto fin da quando esiste il ciclismo, quindi questi anni di lungo stop credo che prima o poi dovranno finire. Diego Ulissi, professionista della Astana e adesso ovviamente recente anche la maglia rosa che ha indossato al Giro d'Italia, ovviamente l'abbiamo tutti negli occhi. Qua hai mosso i primi passi, qua ad Donoratico, qua in questa società con questi colori. Com'è stato vedere questi bambini correre oggi? Ma veramente bellissimo perché mi riporta veramente, faccio un salto indietro, insomma mi ricordo bellissimi anni da ragazzino e non avevo la fortuna di allenarmi in questa bellissima pista che realmente tengono i ragazzi al sicuro, lontano dal traffico e, insomma infatti il numero di ragazzini qui a Donoratico negli ultimi anni è veramente aumentato, di questo ne sono veramente felice, ma un plauso veramente a tutta la società
e niente, dai, oggi penso insomma sia venuta fuori una bellissima giornata, sono felice di essere stato presente e bene così. Per l'ennesima stagione sei riuscito a portare a casa un successo, tra l'altro recente. Come proseguirà la stagione di Diego Ulissi da qui alla fine della stagione? Sì, come hai detto te, dai, quest'anno veramente finora un'annata bellissima, la vestizione della maglia rosa, tra l'altro poi in Toscana, quindi insomma è veramente una bella emozione, la vittoria del Giro dell'Appennino. E niente, adesso la stagione è ancora ricca di appuntamenti, ho affrontato un periodo di riposo e riprenderò a fine luglio a gareggiare in Spagna, poi al Giro di Polonia e poi tutte le classiche qua in Italia fino a ottobre. Iniziamo il nostro ovviamente con le interviste finali di questa giornata di giovanissimi con l'assessore allo sport del comune di Castagneto Carducci, Silvia Fuselli. Poco tempo fa c'era già stata una giornata di ciclismo, oggi si è parlato dei più piccoli, dei giovanissimi, un grande impegno e sicuramente una delle società del territorio come la Donoratico. Sì, indubbiamente va fatto un grandissimo ringraziamento all'Unione Ciclistica Donoratico per il lavoro, grandissimo lavoro che sta svolgendo in questi anni. Questa è una manifestazione storica, come mi spiegavano prima, ma è una manifestazione destinata a crescere, basti vedere il grande numero di iscritti oggi, quindi i complimenti vanno a loro, da parte nostra tutto il supporto possibile per incrementare questa attività. Complimenti all'organizzazione, complimenti ai ragazzi che oggi hanno corso in condizioni penso abbastanza estreme, difficilissimo, e il futuro è loro e spero che comunque al di là dei risultati si siano tutti divertiti. Passiamo ovviamente ad Alessio Freschi, il presidente del comitato provinciale di Livorno per quello che riguarda la Federazione Ciclistica Italiana. Alessio, qua tantissimi bambini, 160, qualcuno ovviamente ha elogiato questa bellissima pista di cui può disporre la Donoratico, è da più piccoli che si può ovviamente ripartire. Sì, infatti la pista è l'essenziale del ciclismo giovanile, lo diciamo in tutta la provincia e vediamo che tutti si muovono verso questo diciamo, orizzonte, perché il posto sicuro è ciò che serve alle famiglie e ai ciclisti giovanili. Quindi un ringraziamento va sicuramente allo Ciclo Donoratico che si impegna e ha trovato questa buona soluzione. Quindi grazie a loro. Passando ovviamente alla società che ha organizzato, prima di fare il presidente della società passiamo ovviamente a Mauro Ulissi, un cognome che chiaramente ripercorrerà, papà di Diego, vicepresidente della società dell'Unione Ciclistica Donoratico. Mauro, ti sei calato da qualche anno di nuovo in questa società che ha visto i natali presto di tuo figlio, con grande entusiasmo ti ho visto anche oggi presente. Sì, dai, cerchiamo di fare del nostro meglio, dare una mano a questa società che lavora molto sulle categorie giovanili. Abbiamo una squadra che parte con i giovanissimi, esordienti, uomini, donne, allievi, uomini e donne, quindi stiamo facendo un bel percorso, una bella collaborazione con altre società e quindi stiamo provando a crescere e a dare nuova ninfa a questo ciclismo che insomma ha bisogno anche di un rilancio e della possibilità di dare ai ragazzi delle opportunità per il futuro. Quindi grazie a tutte le persone che ci supportano, comune, comitato provinciale, comitato regionale e tutte insomma, le persone che ci aiutano a fare questo percorso al meglio delle nostre possibilità. Grazie mille. Chiudiamo con il presidente della società organizzatrice Stefano Callaioli, un po' provati un po' tutti, però possiamo dire soddisfatti perché tanti bambini si sono divertiti veramente tutti e non è sempre così alle gare, è piaciuto tantissimo questo percorso, quindi insomma una giornata sicuramente calda ma riuscita. Certo, sì, una bella manifestazione di sport giovanile e siamo provati da questa mattina presto che stiamo lavorando a questa manifestazione e sicuramente il caldo non ci ha aiutato. Però lo sappiamo, il ciclismo è fatto così, è fatto di caldo e di freddo. Abbiamo la fortuna di poterla fare in questa splendida pista, che la fortuna è anche l'abbiamo realizzata, quindi abbiamo anche i meriti di averla fatto, quindi il supporto del comune. Tutto è andato bene, noi siamo felicissimi, al di là dei risultati, poi quello che conta per chi organizza è soprattutto che vada tutto bene. Quindi credo che meglio di così non si possa pretendere. Il ringraziamento va come sempre agli sponsor, a tutti i miei collaboratori che senza di loro, lo ripeto, non si potrebbe fare niente e veramente ogni volta che alzano la mano sono subito disponibili.
Mauro Lissi, che ormai è diventato il mio braccio destro, e l'amministrazione comunale che sempre ci supporta in tutto e per tutto, con i permessi e tutto quanto. Quest'anno abbiamo anche avuto la fortuna e l'onore di avere qui con noi Michele Bartoli, che tutti sappiamo chi è, e Diago Lissi, che ha la ciliegina sulla torta per questa manifestazione.